raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, siamo su MotoGP Fioi, siamo con la webcam, pole position anche a Brno e spero non ci siano discrepanze tra l'audio, insomma tra la webcam e il video, se è così Fioi non so più che fare, le sto provando tutte. Buono raga, non perdiamo tempo, andiamo Fioi, Gran Premio della Repubblica Ceca, vai! Vai, andiamo, Gran Premio sotto... Fioi, non piove però... Mamma cosa ho rischiato, mamma cosa ho rischiato la partenza, cosa ho rischiato la partenza. Non piove ma il tracciato è umido, bagnato. È come le patate delle ragazzette che amano il manubrio del cume. Bella bagnata, dai. Vai cume. Attenzione, subito recuperiamo il terzo posto. Abbiamo Marquez e Lorenzo. Marquez a 24 punti di ritardo dal veneziano che sta facendo la stagione migliore fino a questo momento. Una stagione dei record come aveva promesso in onda. Anche se è una moto che non mi esalta particolarmente. Molto meglio la Ducati, più pazza, più crazy cume. Vai Fioi. Adesso c'è lotta vera anche a Brno, mamma mia. Il Cume vuole subito recuperare attenzione, veramente comincia a piovere in Repubblica Ceca, le patate sono bagnate, Dai Fioi. Dai Comendone, portaci a casa il risultato, portacelo a casa Beppe. Noi abbiamo bisogno del cuore di Beppe anche ragazzi. La webcam va, speriamo bene. Questa è la visuale migliore che posso portare dal televisore della Play. Mi dispiace ragazzi, è molto meglio su PC. Infatti su Formula 1 vi ho visto comunque contenti da questo punto di vista. Anche se ancora ci sono problemi con le discrepanze tra webcam e immagine del gioco. Non capisco, non riesco proprio a comprendere quale sia il problema. Ho anche abbassato la risoluzione, le cose. Vediamo se va, se no Fioi, non lo so. Proprio la mia maledizione con la webcam. The malediction of a webcam, nell'inglese comundiano. Adesso cerchiamo di vincere sta fottutissima gara oggi. Andiamo a registrare 2 gare, che preferisco 2 gare, meglio 3. Mi rompono un po' i maroni, attenzione, mamma mia. Tanto la web c'è, perfetto. Ma sapete, la web mi distrae molto meno così se la tengo troppo davanti. Perché vabbè, qua proprio non posso su questo, però troppo davanti mi distrae. C'è chi è portato e chi no. Io cerco di portarvi comunque la web, vediamo come va, però se ci sono ancora problemi di discrepanza saranno problemi grossi, perché sinceramente non capisco, solo io questi problemi, porca troia. Dai Cume, giro record di veneziano, intanto fastest lap del Cume. Continua a diluviare qui in Czech Republic. Però il Cume sta guidando bene ragazzi. Sotto un diluvio devastante. Sotto un diluvio curioso. Voglio fare un altro hat-trick, l'ennesimo, speriamo. Il Cume sta sfracellando record. Se qualcuno mi può aiutare anche con le vittorie consecutive, perché ne stiamo facendo tante, Ne stiamo portando a casa tante. Però è molto vicino Marco Marchetto. Oh Lorenzo, non è che hai visto chi è Lorenzo. Ti cago e ti penso. Dai Cume. Quando sto cagando ti penso, mi sembra sia così quella degli autogol, vabbè. Hashtag Comendiano, il Cume vaneggia, Fioi. Hashtag il Cume c'è. Hashtag pista bagnata, patatine delle ragazzette bagnate. Lorenzo secondo, Lori il magnifico. Dobbiamo vincere anche questo ragazzi, la dobbiamo vincere assolutamente. Non possiamo fallire questo appuntamento irridato. Il Cume in fase vaneggio acuto. Tra un po' ragazzi escono tanti bei giochi. Non vedo l'ora, mamma mia, ho sentito la vibrazione. La vibrazione dell'anima, proprio ancora. Quanto stiamo rischiando. Mamma mia, la pista è troppo bagnata, è una vergogna correre in queste condizioni. Voglio la vittoria a tavolino, la pretendo, perché il Cume può pretendere tutto quel che vuole. Dai che l'acqua è il mio elemento, sono veneziano. Anche se io sono montanaro perché amo molto di più la montagna. Ok ragazzi, e inizia il final lap comendiano. Forse è un po' bassa la web, porca trota. Non so come cazzo mettermi, cioè, ho anche questo problema oltretutto ragazzi, purtroppo. Questa è camera mia purtroppo, Fioi. La camera dei giochi è così. È difficile. Io ce la sto mettendo tutta ma non è semplice. Quando lo spazio è poco. Dai Cume, dai. Comunque giro record del Cume, quindi 2 su 3 andate, manca solo la cosa più importante. Cioè la vittoria, attenzione, mamma mia, qua rischio puro.
1 secondo e 10 per di vantaggio sul Marchetto, su Lorenzo, scusate, sul Magnifico. Il come vuole l'ennesima vittoria di una stagione fino a questo momento meravigliosa. Stagione incalcolabile, oserei dire, da quanto è bella. Però stiamo buoni, stiamo zitti, non guffiamoci, non guffiamoci. Non gufare, Kuma, te prego. Very good, Kuma, very good. Perfetto. Dai che non dobbiamo sbagliare niente, non dobbiamo sbagliare niente. Portare a casa l'ennesima vittoria. Abbiamo vinto non so quante vite consecutive, aiutatemi voi, vi prego ragazzi. Scrivetemelo sotto il video. Hashtag il QC. No? Eccola, Dio. Madonna. Errore bruttissimo, lo sapevo che la sbagliavo, lo sapevo. Guarda come vado a perdere una gara già vinta, ma vai a fare in culo, va. Pazzesco, pazzesco quel che è successo a Bernard. Ma madonna santa. Io e le mie guffate di merda. Veneziano arriva terzo, incredibile, incredibile lo schifo. Ma va a cagare, va. Ok ragazzi, ci siamo a Brno. Pole position, ho cambiato un po' la webcam così, perché ho visto prima che non era molto centrata. Vai Fioi. Dopo la disfatta cieca, voglio la rivincita qui in Great Britain. Vai come? No, più bestemmioni tirati, madonna, scusate, in webcam. E il Kuma se ne va. The best Kuma in the world. Vai, in the world, Fioi, in the world. Subito errore di Veneziano. Mamma mia quanto ho rischiato. Dai Kuma, dai. Dai come regalaci un sogno, la webcam sembra funzionare, dai. Tensione altissima, no! Tensione altissima. Tensione. High tension, proprio nell'inglese purissimo del Kuma. High voltage, na na na. Hashtag il Kuma è realmente partito, signori. Dopo tutte queste vacanze, il Kuma è andato, è ufficiale. Il Kuma è andato, il Kuma è andato. Vardio. Mi superano addirittura in 3, niente. La crisi di metà stagione è arrivata, signori. La crisi di metà stagione è arrivata. No, adesso ammazzo qualcuno, lo so. Mamma mia. Mi tocca andare qua perché sennò rischio di ammazzare qualcun altro. Errori su errori, il Kuma non c'è più. Sto buttando via tutti i punti di vantaggio che avevo. Ragazzi, non riusciamo a fare un campionato tranquillo, è incredibile, è incredibile. È incredible, it's incredible, Kuma, it's incredible. Il Kuma qua rischia su vizioso. Mamma mia il porco. Non ce la faccio più. La tensione sale, Kuma. Siamo addirittura al quinto posto della pole position. Ormai abbiamo più pole che vittorie, 47 pole. 42 vittorie. Tante pole quest'anno, veramente è l'anno delle pole. È l'anno delle pole position. Qua il Kuma rischia tanto, sta rischiando il Kuma, sta rischiando. Rossi, giro record di Vale che è anche primo bravo Vale, Rossi sta togliendo via punti a Lorenzo. E questo è molto importante signori in ottica mondiale. Questo è molto importante. Qua il Kuma fa un rischio veramente pazzoide per colpa di un pazzoide. Coglione genialoide. 4 splendidi motociclisti, ora sono 4 rincoglioniti. Mamma mia, il Kuma è andato, è ufficiale. È tutto troppo ufficiale in questo mondo. Scusate, la tensione che fa brutti scherzi. Chiedo perdono, chiedo venia. Chiedo Chiedo molta venia. Il Kuma sta tornando, Ciao Lori, non ti ha fatto niente, Lori, non rompere i coglioni. Lori si lamenta. Qua il Kuma fa una cosa che va al di là di tutto, però Marquez lo risupera, anche Lorenzo lo leva a fanculo. Bello. Ho fatto una cosa che va al di là del cacchio, altro che al di là di tutto. Tensione altissima in questa giornata curiosamente soleggiata di Silverstone. Il Kuma la sta tirando, però è molto molto impreciso.
È un Kuma nervoso perché a Brno ho buttato via la chance di allungare a più di una gara di vantaggio ed era importante, potevo addirittura ritirarmi ed ero comunque primo su una gara. Se Lorenzo vinceva. The best, qua grande Kuma, qua il Kuma ha fatto un gran sorpasso ai danni del Magnifico, qua rischia tantissimo. E Lorenzo torna davanti, Lorenzo torna davanti. Il porco di Lori torna davanti. Qua ho sentito veramente cose brutte, signori. Ragazzi, la webcam in questo momento è sincronizzata. Se poi non va nell'editing non so più cosa dire, Fio. Io lo voglio ribadire questa cosa, questo concetto. E arriva all'ultimo giro. Final lap. Il Kuma vuole superare Marquez. Comunque è bene che Lorenzo sia quarto. Very good, Kuma, very good. Blau job. Giro record veneziano, ennesimo doppio. Manca solo la cosa più importante, cioè vincere. Grande rimonta. Dai, Kuma, regalaci un sogno. Regalacelo il suo sogno, figlio della mignotta. Dai. Very good, Kuma, very good. Anche secondi va bene, Il Kuma si sta avvicinando a Valentino, il Kuma si sta letteralmente avvicinando al grande Vale. Ho letto su Facebook che qualcuno è capace anche di criticare Valentino, non capisco io il perché, sinceramente. Proprio quando gioco tendo a ingobbirmi, quindi che sboccio sta webcam, ho paura che a volte vado fuori traiettoria web. Io quando gioco purtroppo sono così, mi muovo tanto. Lunghissimo, purissimo e levissimo. Mamma che lotta per il secondo posto, ormai Rossi va a vincere qua certamente. Ma il Kuma è là secondo. Dai cazzo, dai, ultime curve e poi festeggiamo il secondo posto. Ferrena. No! Mamma mia, slittata purissima, ma ci è andata bene. Slittata pura, ma è andata. Ottimo secondo posto, recuperiamo punti da Lorenzo, torniamo davanti, bene. Ok, good, very good, yes. Oh yes. Mamma mia. Sono finito. Siamo a più 19, perfetto. Buono, prossima tappa. Misano, ragazzi. E niente, Fioi, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!